Sono rimasto veramente costernato alla notizia della morte tragica di Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana originaria della nostra diocesi, nata a Santa Lucia di Piave, ma residente nella parrocchia limitrofa di Ramera. Era una missionaria che da tanti anni viveva nel Mozambico, radicandosi e incarnandosi profondamente nella vita, nelle sofferenze, nelle gioie di quel popolo. E proprio questa profonda radicazione l'aveva convinta di essere, per così dire, protetta dalla violenza. Così purtroppo non è stato, e questo indica che anche il bene più grande può essere a volte sopraffatto in maniera incredibile, sorprendente del male, ma indica anche, io credo, la fedeltà fino alla fine di questa donna cristiana consacrata che, pur sapendo della pericolosità della situazione, ha voluto rimanere con le persone che amava, a cui aveva dato tutta la sua vita, certamente possiamo dire così. Qualche anno fa ci sono state altre religiose, delle Saveriane, che pur non essendo originarie della nostra diocesi, avevano tuttavia abitato per parecchio tempo dentro i confini della nostra chiesa locale, che sono state uccise, sempre in Africa, da terroristi, e non avevamo certo bisogno di ulteriore sangue sparso. Se questa è una tristezza grande, davvero incredibile, abbiamo certamente insieme la speranza che questo sangue versato per amore possa essere davvero seme di bontà, seme di speranza, seme di vita per il popolo del Mozambico, ma anche per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. Beh, buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo ritrovati per il nostro appuntamento de Il Tè con i missionari. È un'iniziativa che abbiamo pensato nell'ambito dell'Ottobre missionario per vivere un momento diverso, così cogliere un po' queste testimonianze di questi missionari che stanno vivendo un'esperienza di annuncio del Vangelo nella loro terra. E il tema di quest'anno è testimoni e profeti, ecco perché la scelta di invitare dei testimoni. Abbiamo scelto un ambiente domestico, questa è casa mia, qui con noi c'è Federico della Tenda TV e la nostra ospite di oggi ha invitato a casa mia Suor Maria De Coppi. Benvenuta Suor Maria. Grazie. Grazie che sei venuta a bere il tè, ecco oggi ti offro, hai visto anche delle belle tazze piene di fiori, noi ce lo siamo già versate, avete visto ci sono i pasticcini, insomma oggi siamo un po', ci coccoliamo un po' insieme. Grazie. E beh, intanto sono strafelice che sei venuta qui, insomma non è che sei arrivata direttamente, perché Suor Maria fa servizio in Mozambico, no? Ma non è che è arrivata qui apposta, l'ho invitata e ho detto Suor Maria prendi l'aereo, vieni. Lei in realtà era già in Italia e è qui per motivi di salute ma anche per un tempo di riposo, giusto? Allora raccontaci Maria, è vero che sei della nostra diocesi e molti ti conoscono, soprattutto a Ramera, ma raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove arrivi, dove fai il tuo servizio. Sì, allora come già avete sentito sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Ecco, sono di questa diocesi di Vittorio Veneto, nativa di Santa Lucia di Piave, ma poi i miei genitori si sono trasferiti a Ramera, a Marino di Piave, e ho i miei parenti qui in giro per questa diocesi. Sono venuta in vacanze per fare delle cure, quando non si è più giovani bisogna rivedere anche un po' questo corpo come va, no? Ma
riparto fra poco, ai primi di novembre riparto per il Mozambico. Mamma mia, sei già pronta a ripartire, insomma, Sì, credo che sì. la salute è importante. Ma quanto tempo era che non venivi in Italia ormai? 4 anni adesso, ma la prima volta quindi- sono stata 9 anni, Pensa. poi 8, poi 7, e Mamma mia. adesso sono 4. Qual è stata la tua prima partenza? Quando è che sei partita la prima volta? Io sono partita nel 1963 in nave Mamma e ho mia. fatto 31 giorni di nave con una nave portoghese che era metà mercantile e metà popolo che Mamma mia. che viaggiava, sì, di Perché passeggeri. non c'erano gli aerei che facevano i Perché voli? siamo andati in Portogallo, in quel tempo il Mozambico era una colonia portoghese e abbiamo dovuto imparare il portoghese, fare gli esami di portoghese e poi partire con Per la il- nave e abbiamo fatto praticamente tutto il giro dell'Africa, no? Mamma Il mia. Sudafrica e su siamo andati fino al nord del Mozambico, perché nella provincia di Nampula, dove noi dovevamo andare, si è fermato solo nel ritorno. Quindi sono stati 31 giorni. Mamma mia. Sì. Cioè, certo che viaggiare, adesso che si va in Africa in un giorno e mezzo, per Sì, esempio, sì. e viaggiare un mese, non sai neanche poi se arrivi, perché è un viaggio impegnativo, credo, no? Quello della nave. Poi non credo che aveste i Ma cellulari. eravamo molto giovani, no? Quindi si tutte poteva le volte affrontare. che la nave si fermava andavamo. Ah, che meraviglia, Sì, insomma. sì, è stato Eh. un'avventura, come si dice, no? Quindi nel 63 io non ero ancora Sì. nata, quindi praticamente una vita fa, sono più di 50 anni credo, no, ormai. sì. E sempre a Mozambico, sei sempre Sempre stata in Mozambico, in varie missioni, ma sempre nella provincia di Nampula, al nord del Ecco. Mozambico, sì. Quindi praticamente tu hai diritto alla cittadinanza Sì, mozambicana, sì, dobbiamo sì. dirlo, e adesso... E adesso ho il visto permanente, anche per Oh, dire, no? questa è una bellissima notizia, perché è vero, per andare nei paesi africani bisogna avere il visto, nel senso che ci vuole un'autorizzazione dei consolati dei paesi che sono qui in Italia per poter entrare, e ogni volta doverlo chiedere è complicato perché burocraticamente sono Sì, dei non ho tempi problemi lunghi. per rientrare. Sì. Insomma, sei cittadina mozambicana. Sì, Allora, cosa ci posso racconti dire. di questa terra africana, insomma, Bene, Mozambico? Cosa ti ha dato in questi 50 anni tante Mozambico? cose belle e buone, no? Ho vissuto momenti molto forti, quando sono andata era il tempo della colonia, no? Poi c'è stata la guerra per l'indipendenza, poi la guerra civile, poi il momento forte della pace, della ricostruzione, il popolo pieno di vita, no? Che voleva, pronto, era padrone della sua terra, e momenti molto forti e molto belli che hanno marcato fortemente la mia vita, no? Ma momenti anche difficili, momenti anche duri, perché la guerra è guerra, diceva il popolo, guerra è guerra, ma pertanto sono stati momenti anche forti e duri, no? È un po' difficile contare un po' tutto, perché sono state molte cose che ho sì, vissuto, sì, no? Che hanno marcato vicissitudini. la mia vita, no? Un'imboscata, per esempio, ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone, si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarli per terra perché non si poteva scappare in piedi, perché arrivavano le pallottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami, non lasciarmi morire qui sotto le pallottole. E io non so come è venuto un soldato vicino e mi ha detto: sei ferita? Io gli ho detto: non lo so. E lui mi ha preso per le braccia e mi ha trascinato. Ho detto: mamma mia, questo è un angelo. E mi ha trascinato dietro un grande termitaio. E poi lui mi seguiva dietro una pianta e io ho avuto un momento di paura lì, perché ho detto: ma è un militare della Frelimo o è uno dei guerriglieri che mi rapisce? E poi dice: no, dice Sora, sono uno della Frelimo, dice, ti sto seguendo. E lui non andava via, dico: guarda, io non ce la faccio a arrestarmi per terra. E lui mi ha portato, mi ha preso ancora per le braccia e via, dentro in un ruscello che era secco. Non c'era acqua, poi è diminuito un po' le pallottole, se ne sono andati i guerriglieri, no?
E allora lui dice, adesso possiamo andare, camminare. Era un sentiero con sabbia. Io ero senza sandali, senza occhiali, avevo perso un po' tutto. E lui mi ha preso e mi ha caricato sulle spalle. Mi dice, io non ce la faccio, dico, a camminare, perché avevo già i bolloni sotto i piedi, la terra era calda. Sì. E allora lui mi ha caricato e mi ha portato fino dove già non c'era più pericolo, lontano. Dice, state qua, perché lì c'era un altro gruppetto di gente, state qua che io vado a prendere la macchina. E lui è andato a prendere la mia macchina, alcune erano state bruciate e la mia, dice, era ancora il motore acceso. Pensa a te. È venuto a prendermi e sono partita. Pronto, questo è un momento forte della guerra. Ma ho vissuto anche il momento bello della pace, perché l'ho rivissuto il giorno 4, Sì. il giorno 4 adesso di ottobre, San Francesco, che è stato firmato l'accordo di pace nella comunità di Sant'Egidio in Roma. Bene, ero nella missione di Meconta. Erano 8-10 giorni che avevano firmato l'accordo di pace. Sì. E è venuto un catechista, era un lunedì, l'ospedale era pieno di gente. C'era anche un gruppo di militari che venivano lì a curarsi perché lavorava una suora lì all'ospedale. Bene, è venuto un catechista di corsa e dice, c'è il gruppo Renamo che sta arrivando e mi ha mandato a avvisare che la gente non scappasse, Sì. perché c'è già la pace. E allora la gente dell'ospedale, quando hanno sentito così, hanno incominciato a correre e a scappare via. E io ero lì anch'io, così. I militari si sono messi in piedi con loro l'arma, dice, vediamo adesso cosa succede. Dico, per favore non sparate qui, cosa succederà adesso? E loro sono venuti avanti, li ho visti entrare in missione, sono venuti a darci la mano, pace, pace, pace. Vengono i militari e li salutano, pace, 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 la guerra è finita, la guerra è finita. Io dico, ma è vero o sto sognando? Eri incredula praticamente, era Sì. come dire, chissà cosa sta succedendo. E dopo vedo delle donne, sono lì delle donne all'ospedale perché veniva molta gente, con dei cesti, dei piccoli pani che fanno loro e poi delle bagie che sono fatte con i fagioli, no? Che li vendono e la gente che compra. E vedo un militare che va a comprare dei pani e di queste bagie di fagioli e le offre ai guerriglieri. Io dico, ma è vero questo? Questa è pace. E poi incominciano a abbracciarsi e allora la gente che era scappata ha incominciato a ritornare, a venire. E lì si è riempito di gente. Pace, pace, la guerra è finita, la guerra è finita. Dico, ma è vero, Signore? È stato il momento bello, l'ho rivissuto l'altro giorno, lunedì, no? Che è stato il giorno 4, era il 4 di San Francesco. sì. Di San Francesco, perché è stato un momento che mi ha toccato profondamente. Certo. È stata la vera pace che io ho vissuto lì in quel momento. Poi sai, c'è momenti buoni, momenti meno buoni. Questi ultimi 2 anni, per farla un po' corta, per arrivare no? ai giorni nostri, diciamo così. Per arrivare ai giorni, ho detto... L'ho detto anche lì in parrocchia quando ho salutato la mia gente lì, la gente della parrocchia. In questi ultimi 2 anni, non i 4, gli ultimi 2 sono stati molto duri. Più duri di prima? Perché cosa vuoi? Io ho vissuto là, conosco la gente, già sento che quello che loro vivono, le loro lotte, i loro dolori, le loro fatiche, anche le loro feste, le sento anche mie. Certo. Fanno partecipe della mia vita. E allora questi 2 anni, ho detto, sono stati molto duri. La guerra del nord, no? Dove ci sono i giacimenti del gas, no? Che anche questo è un tema interessante perché che lo sfruttamento delle materie prime. C'è lì la Total francese, c'è lì la Anadarko americana, no? Quindi grandi imprese globalizzanti che arrivano per prendere le materie prime. Per prendere il gas, perché dicono che tutto il litorale è pieno di gas. Ben, sono entrati, dicono, non si sa ancora bene il perché di quella guerra, ma con certezza che il governo c'è dentro. Quindi è come dire, come se il governo volesse la guerra. Alcuni dicono
dicono, non è che sono voci che si sente, ma la realtà, dicono che il governo aveva promesso non so che cosa ai paesi arabi e non l'ha mantenuto e allora loro se lo vengono a prendere. Perché sono quelli dell'ISI, dicono. Altri dicono che il litorale apparteneva ai paesi arabi, era degli arabi e allora loro se lo devono riprendere. Altri dicono che dentro nel governo ci sono i capi che sono del nord e che quella terra ci appartiene e allora c'è quelli del nord e quelli del sud. Fino adesso hanno comandati quelli del sud, adesso sono entrati quelli del nord. Mi diceva una mia consorella, dice Maria, i misteri della Santissima Trinità sono due. La guerra, questa guerra, dice. È un mistero talmente grande che non si sa da dove arriva. È la realtà, ma che c'è dentro il governo con certezza. Però di il fatto è che la gente muore, è questo. Molta gente soccombe. Scappano. Una parrocchia lì di un padre comboniano in Ampula dice io ne ho 2000 nella mia parrocchia. E nella mia parrocchia dove siamo noi adesso, nella mia missione, sono 400 famiglie che scappano via mare. E questi scappano, vengono lì, non c'è da mangiare, scappati dalla loro casa, dalla loro terra, vengono così, scappano nella foresta fino a che trovano. Ma cos'è che accade? Cioè questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano e distruggono le chiese, distruggono le scuole, distruggono nei paesi, nei comuni dove c'è il comune. Per rivendicare un senso di... Quindi non è neanche il giacimento del gas. E poi questi signori della guerra, che non so come chiamarli, questi signori della guerra offrono soldi. E la nostra gente è povera, i giovani non hanno lavoro e dicono lì voi prendete tanti soldi, ci davano 70.000, non so quanti, meticais, che era una somma grandissima e loro non sapevano a che cosa vanno incontro e vanno là, pensano di prendere i soldi e poi scappare, ma sono seguiti e poi se li trovano li ammazzano. E pertanto c'è tutto questo movimento di guerra, né? E poi è venuto il ciclone. Ecco. Per esempio nella mia missione metà della parrocchia è spazzato via tutto nel tempo della raccolta, no? Sì. Poi l'anno scorso che non veniva più la pioggia. Le piogge incominciano là in dicembre, fine novembre, dicembre, no? E passa dicembre, passa gennaio, fine febbraio. Niente pioggia, non piove. 2 mesi... Che la pioggia era già perché mancata da tempo. C'è il tempo delle piogge, lì il tempo della secca, no? E non veniva più questa pioggia e la gente non avevano molte provviste perché l'anno prima c'è stato il ciclone e avevano poco. E poi un po' vendono sempre per comprare un po' di olio, un po' di sale, no? E pronto erano senza. E loro sapevano che io avevo la riserva, no? Nel mio magazzino, perché abbiamo lì 40 ragazze che vengono dalle comunità lontane della nostra missione, da 40-50 chilometri, perché lì fanno fino alla 10ª classe, la scuola del governo, no? E allora vengono là, pertanto bisogna comprare il grano turco nel tempo della raccolta, i fagioli nel tempo della raccolta. Nel senso che voi garantite il convitto, loro vanno a scuola e vengono a dormire in dormire, mangiare, tutto l'anno scolastico, sono lì con noi. E fate questo servizio a queste ragazze. Là, Suor Maria, dammi un po' di fagioli, non ti chiedo per mangiarli, per seminare, perché ho già seminato 2 volte, ho già seminato, e il sole secca, e il sole secca. Mamma. Io vedere questa gente mi veniva male, perché li vedevo dimagrire giorno per giorno. E gente che conoscevo perché sono già la 3ª volta che ritorno là, pertanto conosco molta gente. No? E un giorno è venuto il papà di una ragazza, dice, Suor Maria, sono venuta a prendere la mia figlia. Dico, prendere la tua figlia? Ma dico, ma sta facendo la 10ª classe, lasciala finire. Dice, no, io... perché queste ragazze contribuiscono un pochino alla famiglia, no? Per il mangiare, per il loro vitto, che stanno lì con noi. Ma io ci ho detto, ma no, dice, io a casa non ho più niente da mangiare, il ciclone mi ha spazzato via tutto, adesso non piove. Dico, cosa fai della tua figlia? Dice, lei rimane in casa a guardare i fratellini e la sua mamma viene con me. Loro vivevano non molto lontano dal mare.
dice andiamo a tentare di pescare per trovare qualche cosa da mangiare. E dice no, la tua ragazza non la puoi portare a casa la tua figlia, lasciala finire. E loro le ha dato un po' di farina, un po' di fagioli, una bottiglia di olio e un po' di sale. Poveretto quell'uomo, ci sono venute giù le lacrime. No. Ma commosso. È andato via. Certo, se il prossimo anno ti va bene, che il raccolto ti va bene, riporta un po' di grano turco, un po' di fagioli. Dico, riportali. Va bene, dice, Sora ha lasciato lì la sua figlia e se n'è andata. Pronto, è stata una situazione molto dura per me. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Dico, ma come? E ti vengono Io venivo con domande. questa esperienza dura perché sì. mi fa soffrire, no? Certo. Perché è gente che conosco. Cioè, ho detto, Luca, ma tu mangi qualcosa? Era così un giovane di aver avuto 22-23 anni, ma l'ho visto piccolino, ma ha già 3 figli, e così. Ho detto, ma tu mangi qualcosa? E dice, Sor Maria, dice, sto sboscando là lontano, dice. Sto sboscando, dice, la foresta per coltivare il prossimo anno. Arrivo a casa, dice, alle volte trovo un po' di foglie di mandioca, alle volte non trovo niente. Beh, però la foglia di mandioca non è questa gran cosa. E allora è stato un anno di fame, no? Un anno. Certo. Poi per questi rifugiati è intervenuta la Caritas diocesana, la Caritas internazionale che è stato chiesto, no? E ci sono state fatte delle distribuzioni, no? E pronto, così, sono stati tempi belli che ho imparato molto. E anche in questo tempo, no? Che alle volte cosa ci vai a dare a tanta gente? È impossibile. Certo. È impossibile. Ma sedersi là e ascoltarli, ho imparato ad ascoltare anche. Ci stai insegnando una cosa molto profonda, sapere molto ascoltare. bella. Sì. Sapere ascoltare. Cioè, nonostante ci sia una povertà materiale, l'ascolto dell'altro rimane un dono grandissimo, no, Suor Maria? È come riconoscere dignità a una persona che non ha niente, no? Perché quando non hai niente, alle volte puoi perdere anche il senso di te, il senso di chi sei, no? Perché è come non puoi dar da mangiare alla famiglia, non puoi nutrire i figli e magari si perde anche il senso di appartenenza a una comunità, perché lì non è che c'è lo Stato che interviene. Stavo pensando a quando qui c'è stata la pandemia, sembrava insomma, un dramma enorme, tutti chiusi in casa, ma in realtà nessuno di noi ha avuto fame. Avevamo tutti di cui vivere, avremmo potuto vivere benissimo anche chiusi in casa per mesi e mesi senza nessun problema. E invece questa opulenza di qui, questa ricchezza di qui è perché arriva, diciamo, è un disequilibrio proprio mondiale, no? È come se i paesi più ricchi diventano sempre più ricchi e quelli più poveri di fronte a quello che accade diventano sempre più poveri. E prima di partire è venuto un animatore a salutarmi, Fernando, un buon uomo, un uomo di fede, papà di 10 figli, ma non è vecchio, né è giovane ancora. Come si sposano 13, 14, 15 i ragazzi. Sì, si sposano. Beh, insomma, papà di 10 figli. E mi dice, Sor Maria, dice, perché la guerra in Mozambico? Mi è venuto fuori così. Perché la guerra in Mozambico? Perché, dice, il ciclone in Mozambico? E perché adesso la fame qui da noi, dice, e la pioggia che non viene? Perché? Dice, sai, dice, nella Bibbia, lui conosceva abbastanza bene la Bibbia, nella Bibbia dice, quando succedevano queste calamità grandi, il popolo si interrogava, dice, e diceva, forse noi non camminiamo bene secondo Dio. Cioè, tu stai pensando bene, dico Fernando, si chiama Fernando questo, dico stai pensando dobbiamo rivederci anche noi, io prima dico Sor Maria, e tu e tutti noi, dico, forse ci vuol dire qualche cosa. Dice, io sto pensando questo, mi ha detto, ma sono rimasta. È una riflessione molto interessante, Sì, direi, no? sì, Perché quando non hai niente e porti queste domande che sono esistenziali, perché non stiamo parlando di risolvere questioni di tutti i giorni, questioni dell'umanità, no? Dove andrà a finire? Come stiamo camminando come popolo, anche come popolo di Dio, no? Perché alla fine
Credo che anche questo tema, no, dell'avere tanto, anche Gesù ne ha parlato tanto nel Vangelo, lui ha sempre chiesto di lasciare andare le cose materiali, no, di vivere la povertà, ha annunciato più volte: mi incontrerete, no, con i poveri. E lì dove sono io adesso siamo molto lontani, no, dalla città, sono 290-280 Dov'è come si chiama la città dove sei tu? La città, la capitale è capitale Nampula, Nampula. la provincia è Nampula, Sì, e con la città Nampula, la capitale è Nampula Ma pure. il tuo villaggio? Ma io sono lontana già dove c'è il limite con questa provincia del nord dove c'è la guerra di Cabo Delgado, tanto di là attraversano, vengono lungomare, perché la mia parrocchia, la mia missione va a te il litorale. Ok. A te il litorale, Sì, allora sì, vengono di là. Sono un po' lontani da tutti, no? Poi è un popolo un po' che aspetta che passi, no? Che aspetta che passerà anche questo. Sì. Sono passati i portoghesi, sono passati i tedeschi prima, questa guerra passerà anche questa, un po' che aspettano che passi, no? Sì. Un po' che non è, come se fosse un fatalismo, la nostra no? tribù non è per la guerra. Certo. Io mi ricordo che mi è rimasto impresso quando sono andata in Mozambico, c'era un'assemblea pastorale della diocesi di Nampula, non c'era ancora la diocesi di Nacala, dove io appartengo adesso, e ho partecipato. E in quel tempo c'erano le grandi coltivazioni del cotone, no? Ma c'era la nostra gente che lavorava il cotone, che zappavano il cotone, che seminavano il cotone, e alla fine dell'anno non avevano niente in mano. Nulla. E allora in questa assemblea alcuni missionari che conoscevano un po' tutta la situazione stuzzicavano questi animatori come per dire: cosa facciamo? Come per dire: muoveteci, parlate e dite, no? E a un certo punto mi è rimasto impresso, perché la prima assemblea che ho partecipato si è alzato un animatore lì di una parrocchia della città di San Giuseppe. Io dice ai missionari giovani che sono appena arrivati, li desculpo, come dice, li perdono, sì, perché dice sono nuovi, non ci conoscono, non sanno. Ma voi che siete qui da molti anni ancora non ci conoscete. Dice: sapete che la nostra guerra è quella di non far guerra. Che meraviglia, sì. È quella di non fare la guerra. E lì, come siamo lontani, c'è l'ospedale, lì sono le scuole, ma vanno all'ospedale, non trovano medicine, tornano a casa, fare che? La malaria, che c'è molta gente che muore di malaria, che c'è questa malaria. Vanno avanti, non sono ancora arrivati le compresse, vieni domani, vieni dopodomani, e con febbre a 39, 40. Sì. Sai cosa penso mentre parli, no? Penso alle persone che vengono in Italia, no? Che magari arrivano da questi paesi e che possono avere anche questo stile di atteggiamento, no? Per quanto riguarda, magari arrivano qui, non sono interventiste, ma aspettano che passi, no? E mi sembra di capire che questa dimensione è culturale, no? Quindi fa parte di una sorta di modo di vivere e di vedere come va la vita nel mondo, no? In quel territorio lì. Tante volte quando noi parliamo con i ragazzi gli diciamo è difficile, cioè è facile giudicare le persone, molte volte bisogna, per capire veramente perché anche molti africani, no, si comportano in un certo modo, spesso bisogna andare lì, no? Perché è difficile da qui, da come si comportano, comprendere. Molti modi di fare, atteggiamenti, modi di relazionarsi sono legati proprio allo stile che c'è a monte, no? Di storia familiare, di storia culturale, di appartenenza. Per quello bisogna sapere ascoltare. Bisogna sapere ascoltare fino in fondo. Perché ogni persona ha una sua storia unica, no? Questo possiamo dirlo. Sì. Quante storie hai ascoltato nella tua vita? Molte. Mi veniva in mente adesso quando parlavi dei poveri, dei piccoli, mi è rimasto pure impresso, sono cose che ti toccano, no? Che ti toccano. Il vescovo Don Manuel Vieira Pinto era un portoghese e lui apparteneva al gruppo del Mondo Migliore in quel tempo di Roma, no? Era considerato un profeta, un leader, era un uomo molto... Quando lui è venuto in Mozambico, l'hanno fatto vescovo del Mozambico, no? Era nel tempo della colonia, che poi è stato espulso dai portoghesi, no?
Bene, lui ha detto che là in Portogallo, perché era un leader anche là in Portogallo, e allora ci hanno detto, vai là tra i Makua, che i Makua, loro non potevano arruolarli per fare la guerra, e non potevano, perché aspettano che passi, pronto, è proprio il tipico di quel popolo lì. E allora ho detto, tra quei poveri, tra quei, ma come dici che vai? Come per dire, un vescovo tu di quella portata che hai, vai là in mezzo a questo popolo Makua. E lui l'ha detto in predica davanti a tanta gente, ha detto, e io dice, ho fatto la mia preghiera, ti ringrazio, Padre, perché mi hai inviato ai piccoli, ai poveri, a quelli che non contano, ai emarginati. È per questo che io sono vescovo, è per questo che sono venuto. E anche il tuo... Bello. Sì, credo che sia, presumo, anche quello che muove proprio un missionario a partire, no? A stare poi con gli ultimi. Credo che perché ci si lascia toccare da questa parte del Vangelo che è forte, no? Che dice state con i piccoli, state con i poveri. Perché ti faccio una domanda personale, perché sono un po' così, sono un po' rompiscatole. Qual è stato, se c'è stato, no, sicuramente ce ne sono stati, un momento in cui tu proprio hai sentito la presenza di Dio nella tua vita, proprio dove hai detto, oh, qua sono sicura che questo è Dio che sta agendo sulla mia vita. Ce ne saranno tante, tra cui questo magari della guerra, ma se ci vuoi raccontare, no, parliamo, alle volte bisogna un po' raccontare del nostro incontro di Dio per far veramente capire la bellezza del Vangelo. Cosa viene in mente? Ce ne sono tanti punti, io 2 te li ho già detti anche, no? Ecco. Quello dell'incontro della pace, che è stato un momento molto forte. E tu li hai sentito proprio? Che io dicevo, ma sto sognando o è una realtà? È stata una realtà. Tutti cantavano, danzavano, erano in festa e mi sono messa a danzare anch'io. Dico sì, la pace, finalmente è finita la guerra. Quando una settimana prima, 10 giorni prima, perché lì era un corridoio nella missione dove io ero, era un corridoio che loro passavano da una base all'altra. E lì vicino, a 12 chilometri, c'era un quartel di militari dove che loro volevano entrare dentro e molta gente scappava lì perché erano custoditi da questo quartel di molti militari, no? Ma non sono mai riusciti a entrare. Dunque una settimana, 10 giorni prima, passavano, rapivano gente, ammazzavano gente e dopo 10 giorni darsi la pace, abbracciarsi, comprarci il pane per loro. Diceva uno, sai, dice suora, mio fratello era dall'altra parte perché l'hanno rapito, dice. E allora è stato un momento bellissimo, forte. Ma anche il momento delle loro feste, delle loro danze, quando fanno il matrimonio, che è una festa, che invitano tutta la gente, e mangiare quello che hanno un po' per tutti, e danza, è festa, è festa. E allora anche queste feste... Cioè dove c'è gioia grande, dove c'è pace, serenità, tu senti che lì Dio è proprio, lo tocchi con mano in qualche modo. Poi nel momento della guerra, in quel tempo io dovevo viaggiare perché pronto ero un po' responsabile delle convogliane e alle volte mi trovavo in questi convogli con non so quanti mezzi di trasporto e ero sola di donna che viaggiavo, però tutti mi guardavano, mi mettevano tra un po', suora si metta qui con la sua macchina, di qui c'è i militari davanti, i militari dietro, dico mamma mia, dove sparano di più magari, ma loro per custodirmi, per guardarmi, no? E poi quell'imboscata ne ho prese 3, ma quella lì è stata forte, forte perché ho sentito qualcuno che mi è venuto e che mi ha portato, dico chi è questo? Ho detto Signore salvami, ma quanta gente avrà dietro. Che bello. È vero che alle volte noi non osiamo neanche chiedere aiuto alle volte al Signore, ci aspettiamo che arrivi e invece alle volte è importante curare, è importante curare la relazione, no? Mantenere questo dialogo vivo e sapere, anche invocare, ma sapere che Lui c'è, indipendentemente da tutto quello che accade, che alle volte ha dei disegni diversi per noi di quelli che abbiamo pensato noi, perché non è detto che il disegno di Dio sia lo stesso, però quando ti sei affidato in toto a Dio, Lui sa come dimostrarti che è lì presente, no? Questo possiamo dirlo, no? Come esperienza di fede, no? Sì, e sapere ascoltare ti aiuta
entrare dentro e poi quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Certo. Perché diciamo quei neri là? Sì, 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 sì. Io sai, quando sono andata giù le prime volte nel tempo coloniale, no? Loro si sentivano come disprezzati perché è nero, né? Mi dicevano, Sor Maria, e sta pelle qui, questa pelle qui, io dicevo, Signore, fammi nera, perché mi feriva sentirli così, dico, ma non sono persone come noi? Non sono persone come noi? Come si sentivano feriti? Beh, accade anche alle persone che vengono qui tante volte, quindi è una fatica, no? Quella del giudicare prima di conoscere. Appunto che se tu ascolti e poi questo ascoltare ti arriva ad amare, e allora lì, pronto, quando ami questa persona non puoi più dire tu nero, come? È un'offesa Tu questa. persona. Cara Maria, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, pensavamo di non farcela, eravamo emozionate, invece vedi, parlando della vita, davanti a una tazza di tè ce la facciamo. Allora salutiamo le persone che questa sera sono state con noi, perché siamo qui io e te, ma anche tante persone che ci stanno ascoltando. E ti ringrazio. Grazie di essere qua con noi. Grazie anche di essere stata qui. Bene. Pronto, che voglio dare un saluto a tutti, io fra poco ritorno e continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri, ormai ho vissuto là, è la mia terra. E allora noi salutiamo Sor Maria, la nostra suora, possiamo dire, mozambicana, proprio di cuore, di animo, e salutiamo anche tutti voi, grazie di essere stati e ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte, buona serata. Grazie a tutti, e una preghiera per me e per il mio Mozambico. Grazie. Grazie, ciao a tutti, ciao. Sono rimasto veramente costernato alla notizia della morte tragica di Sor Maria de Coppi, una missionaria comboniana originaria della nostra diocesi, nata a Santa Lucia di Piave, ma residente nella parrocchia limitrofa di Ramera. Era una missionaria che da tanti anni viveva nel Mozambico, radicandosi e incarnandosi profondamente nella vita, nelle sofferenze, nelle gioie di quel popolo. E proprio questa profonda radicazione l'aveva convinta di essere, per così dire, protetta dalla violenza. Così purtroppo non è stato, e questo indica che anche il bene più grande può essere a volte sopraffatto in maniera incredibile, sorprendente del male, ma indica anche, io credo, la fedeltà fino alla fine di questa donna cristiana consacrata che, pur sapendo della pericolosità della situazione, ha voluto rimanere con le persone che amava, a cui aveva dato tutta la sua vita, certamente possiamo dire così. Qualche anno fa ci sono state altre religiose, delle Saveriane, che pur non essendo originarie della nostra diocesi, avevano tuttavia abitato per parecchio tempo dentro i confini della nostra chiesa locale, che sono state uccise, sempre in Africa, da terroristi, e non avevamo certo bisogno di ulteriore sangue sparso. Se questa è una tristezza grande, davvero incredibile, abbiamo certamente insieme la speranza che questo sangue versato per amore possa essere davvero seme di bontà, seme di speranza, seme di vita per il popolo del Mozambico, ma anche per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità.
Beh, buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo ritrovati per il nostro appuntamento de Il tè con i missionari. È un'iniziativa che abbiamo pensato nell'ambito dell'ottobre missionario per vivere un momento diverso, così cogliere un po' queste testimonianze di questi missionari che stanno vivendo un'esperienza di annuncio del Vangelo nella loro terra. E il tema di quest'anno è testimoni e profeti, ecco perché la scelta di invitare dei testimoni. Abbiamo scelto un ambiente domestico, questa è casa mia, qui con noi c'è Federico della Tenda TV e la nostra ospite di oggi ha invitato a casa mia Suor Maria De Coppi. Benvenuta Suor Maria. Grazie. Grazie che sei venuta a bere il tè, ecco oggi ti offro, hai visto anche delle belle tazze piene di fiori, noi ce lo siamo già versate, avete visto ci sono i pasticcini, insomma oggi siamo un po', ci coccoliamo un po' insieme. Grazie. E beh, intanto sono strafelice che sei venuta qui, insomma non è che sei arrivata direttamente, perché Suor Maria fa servizio in Mozambico, no? Ma non è che è arrivata qui apposta, l'ho invitata e ho detto Suor Maria prendi l'aereo, vieni. Lei in realtà era già in Italia e è qui per motivi di salute ma anche per un tempo di riposo, giusto? Allora raccontaci Maria, vero che sei della nostra diocesi e molti ti conoscono, soprattutto a Ramera, ma raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove arrivi, dove fai il tuo servizio. Sì, allora come già avete sentito sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Ecco, sono di questa diocesi di Vittorio Veneto, nativa di Santa Lucia di Piave, ma poi i miei genitori si sono trasferiti a Ramera, a Marino di Piave, e ho i miei parenti qui in giro per questa diocesi. Sono venuta in vacanze per fare delle cure, quando non si è più giovani bisogna rivedere anche un po' questo corpo come va, no? Ma riparto fra poco, i primi di novembre riparto per il Mozambico. Mamma mia, sei già pronta a ripartire, insomma, Sì, credo che sì. La salute è importante. Ma quanto tempo era che non venivi in Italia? 4 anni adesso, ma la prima volta sono stata 9 anni, Pensa. Poi 8, poi 7, Mamma mia. Adesso sono 4. Qual è stata la tua prima partenza? Quando è che sei partita la prima volta? Io sono partita nel 1963 in nave. Mamma e ho mia. fatto 31 giorni di nave, con una nave portoghese che era metà mercantile e metà popolo che Mamma mia. viaggiava, sì, di passeggeri. Perché non c'erano gli aerei che facevano i Perché voli? siamo andate in Portogallo, in quel tempo il Mozambico era una colonia portoghese e abbiamo dovuto imparare il portoghese, fare gli esami di portoghese e poi partire con la nave. E abbiamo fatto praticamente tutto il giro dell'Africa, no? Mamma mia. Il Sudafrica e siamo andati fino al nord del Mozambico, perché nella provincia di Nampula, dove noi dovevamo andare, si è fermato solo nel ritorno. Quindi sono stati 31 giorni. Mamma mia. Sì. Cioè, certo che viaggiare, adesso che si va in Africa in un giorno e mezzo, per esempio, sì. E viaggiare un mese, non sai neanche poi se arrivi, perché è un viaggio impegnativo, credo, no? Quello della nave. Poi non credo che aveste i cellulari. Eravamo molto giovani, no? Quindi si tutte le volte che la nave si fermava andavamo. Ah, che meraviglia! Sì, insomma. sì, è stato un'avventura, come si dice, no? Quindi nel 63, io non ero ancora nata, quindi praticamente una vita fa, sono più di 50 anni credo, no, ormai. Sì. E sempre a Mozambico, sei sempre stata in Mozambico, in varie missioni, ma sempre nella provincia di Nampula, al nord del Mozambico. Sì. Quindi praticamente tu hai diritto alla cittadinanza mozambicana, sì, dobbiamo dirlo. E adesso ho il visto permanente anche per dire. No? Questa è una bellissima notizia, perché è vero, per andare nei paesi africani
bisogna avere il visto, nel senso che ci vuole un'autorizzazione dei consolati dei paesi che sono qui in Italia per poter entrare, e ogni volta doverlo chiedere è complicato perché burocraticamente sono Sì, dei non ho tempi problemi lunghi. per rientrare. Sì. Insomma, sei cittadina mozambicana. Sì, Allora, cosa ci posso racconti dire. di questa terra africana, insomma, Bene, Mozambico? Cosa ti ha dato in questi 50 anni tante Mozambico? cose belle e buone, no? Ho vissuto momenti molto forti. Quando sono andata era il tempo della colonia, no? Poi c'è stata la guerra per l'indipendenza, poi la guerra civile, poi il momento forte della pace, della ricostruzione, il popolo pieno di vita, no? Che voleva, pronto, era padrone della sua terra, e momenti molto forti e molto belli che hanno marcato fortemente la mia vita, no? Ma momenti anche difficili, momenti anche duri, perché la guerra è guerra, diceva il popolo, guerra è guerra, ma pertanto sono stati momenti anche forti e duri, no? È un po' difficile contare un po' tutto perché sono state molte cose che ho vissuto, no? Che hanno marcato la mia vita, no? Un'imboscata, per esempio, ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone, si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarmi per terra perché non si poteva scappare in piedi, perché arrivavano le pallottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami, non lasciarmi morire qui sotto le pallottole. E io non so come è venuto un soldato vicino e mi ha detto: sei ferita? Io gli ho detto: non lo so. E lui mi ha preso per le braccia e mi ha trascinato. Ho detto: mamma mia, questo è un angelo. E mi ha trascinato dietro un grande termitaio. E poi lui mi seguiva dietro una pianta e io ho avuto un momento di paura lì, perché ho detto: ma è un militare della Frelimo o è uno dei guerriglieri che mi rapisce? E poi dice: no, dice Sora, sono uno della Frelimo, dice, ti sto seguendo. E lui non andava via, dico: guarda, io non ce la faccio a arrestarmi per terra. E lui mi ha portato, mi ha preso ancora per le braccia e via, dentro in un rossello che era secco. Non c'era acqua, poi è diminuito un po' le pallottole, se ne sono andati i guerriglieri, no? E allora lui dice: adesso possiamo andare, camminare. Era un sentiero con sabbia, io ero senza sandali, senza occhiali, avevo perso un po' tutto. E lui mi ha preso e mi ha caricato sulle spalle. Mi dice: io non ce la faccio, dico, a camminare perché avevo già i bolloni sotto i piedi, la terra era calda. Sì. E allora lui mi ha caricato e mi ha portato fino dove già non c'era più pericolo, lontano. Dice: state qua, perché lì c'era un altro gruppetto di gente, state qua che io vado a prendere la macchina. E lui è andato a prendere la mia macchina, alcune erano state bruciate e la mia, dice, era ancora il motore acceso. Pensa a te. È venuto a prendermi e sono partita. Pronto, questo è un momento forte della guerra. Ma ho vissuto anche il momento bello della pace, perché l'ho rivissuto il giorno 4, il giorno 4 adesso di ottobre, San Francesco, che è stato firmato l'accordo di pace nella comunità di Sant'Egidio in Roma. Bene, ero nella missione di Meconta. Erano 8-10 giorni che avevano firmato l'accordo di pace. Sì. E è venuto un catechista, era un lunedì, l'ospedale era pieno di gente. E c'era anche un gruppo di militari che venivano lì a curarsi perché lavorava una suora lì all'ospedale. Bene, è venuto un catechista di corsa e dice: c'è il gruppo Renamo che sta arrivando, e mi ha mandato a avvisare che la gente non scappasse, perché c'è già la pace. E allora la gente dell'ospedale, quando hanno sentito così, hanno incominciato a correre e a scappare via. E io ero lì anch'io, così. I militari si sono messi in piedi con loro l'arma, dice: vediamo adesso cosa succede. Dico: per favore non sparate qui, cosa succederà adesso? E loro sono venuti avanti, li ho visti entrare in missione, sono venuti a darci la mano: pace,
pace, pace. Dico, ma vengono i militari e li salutano, pace, 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 la guerra è finita, la guerra è finita. Io dico, ma è vero o sto sognando? Eri incredula praticamente, era Sì. come dire chissà cosa sta succedendo. E dopo vedo delle donne, sono lì delle donne all'ospedale perché veniva molta gente con dei cesti, dei piccoli pani che fanno loro e poi delle bagie che sono fatte con i fagioli, no? Che li vendono e la gente che compra. E vedo un militare che va a comprare dei pani e di queste bagie di fagioli e le offre ai guerriglieri. Io dico, ma è vero questo? Questa è pace. E poi incominciano a abbracciarsi e allora la gente che era scappata ha incominciato a ritornare, a venire. E lì si è riempito di gente. Pace, pace, la guerra è finita, la guerra è finita. Dico, ma è vero, Signore? È stato il momento bello, l'ho rivissuto l'altro giorno, lunedì, no? Che è stato il giorno 4, era il 4 di San Francesco. sì. Di San Francesco, perché è stato un momento che mi ha toccato profondamente. Certo. È stata la vera pace che io ho vissuto lì in quel momento. Poi sai, c'è momenti buoni, momenti meno buoni. Questi ultimi 2 anni, per farla un po' corta, Per arrivare no? ai giorni nostri, diciamo così. Per arrivare ai giorni, ho detto... L'ho detto anche lì in parrocchia quando ho salutato la mia gente lì, la gente della parrocchia. In questi ultimi 2 anni, non i 4, gli ultimi 2 sono stati molto duri. Più duri di prima? Perché cosa vuoi? Io ho vissuto là, conosco la gente, già sento che quello che loro vivono, le loro lotte, i loro dolori, le loro fatiche, anche le loro feste, le sento anche mie. Certo. Fanno partecipe della mia vita. E allora questi 2 anni, ho detto, sono stati molto duri. La guerra del nord, no? Dove ci sono i giacimenti del gas, no? Che anche questo è un tema interessante perché che lo sfruttamento delle materie prime. C'è lì la Total francese, c'è lì la Anadarko americana, no? Quindi grandi imprese globalizzanti che arrivano per prendere le materie prime. Per prendere il gas, perché dicono che tutto il litorale è pieno di gas. Ben, sono entrati, dicono, non si sa ancora bene il perché di quella guerra, ma con certezza che il governo c'è dentro. Quindi è come dire, come se il governo volesse la guerra. Alcuni dicono, sono voci che si sente, ma la realtà, dicono che il governo aveva promesso non so che cosa ai paesi arabi e non l'ha mantenuto e allora loro se lo vengono a prendere. Perché sono quelli dell'ISI, dicono. Altri dicono che il litorale apparteneva ai paesi arabi, era degli arabi e allora loro se lo devono riprendere. Altri dicono che dentro nel governo ci sono i capi che sono del nord e che quella terra ci appartiene e allora c'è quelli del nord e quelli del sud. Fino adesso hanno comandati quelli del sud, adesso sono entrati quelli del nord. Mi diceva una mia consorella, dice Maria, i misteri della Santissima Trinità sono 2. La guerra, questa guerra, dice. È un mistero talmente grande che non si sa da dove arriva. È la realtà, ma che c'è dentro il governo con certezza. Però di il fatto è che la gente muore, è questo. Molta gente soccombe. Scappano. Una parrocchia lì di un padre comboniano in Ampula, dice io ne ho 2000 nella mia parrocchia. E nella mia parrocchia dove siamo noi adesso, nella mia missione, sono 400 famiglie che scappano via mare. E questi scappano, vengono lì, non c'è da mangiare, scappati dalla loro casa, dalla loro terra, vengono così, scappano nella foresta fino a che trovano. Ma cos'è che accade? Cioè questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano questo? e distruggono le chiese, distruggono le scuole, distruggono nei paesi, nei comuni dove c'è il comune. Per rivendicare un senso di... Quindi non è neanche il giacimento del gas. E poi questi signori della guerra, che non so come chiamarli, questi signori della guerra offrono soldi. E la nostra gente è povera, i giovani non hanno lavoro e dicono lì voi prendete tanti soldi, ci davano 70.000, non so quanti, meticais, che era una somma grandissima e loro non sapevano a che cosa vanno incontro.
e vanno là, pensano di prendere i soldi e poi scappare, ma sono seguiti e poi se quindi- li trovano li ammazzano. Mamma mia. E pertanto c'è tutto questo movimento di guerra, né? E poi è venuto il ciclone. Ecco, Per esempio nella mia cambiamenti climatici. missione metà della parrocchia è spazzato via tutto nel tempo della raccolta, no? Sì, Poi l'anno scorso che non veniva più la pioggia. Le piogge incominciano là in dicembre, fine novembre, Sì, dicembre, no? E invece? E passa dicembre, passa gennaio, fine febbraio. Niente E non pioggia, piove. 2 mesi che la pioggia era già Perché c'è il mancata da tempo tempo. delle piogge e lì Sì. il tempo della secca, no? E non veniva più questa pioggia e la gente non avevano molte provviste perché l'anno prima c'è stato il ciclone e avevano poco. E poi un po' vendono sempre per comprare un po' di olio, un po' di sale, no? E pronto, erano senza. E loro sapevano che io avevo la riserva, no? Certo. Nel mio magazzino, perché abbiamo lì 40 ragazze che vengono dalle comunità lontane della nostra missione, da 40-50 chilometri, Sì. perché lì fanno fino alla 10ª classe, Sì, la scuola del governo, no? E loro vengono là, pertanto bisogna comprare il grano turco nel tempo della raccolta, i fagioli nel tempo della raccolta. Nel senso che voi garantite il convitto. Sì. Loro vanno a scuola e vengono a dormire in Dormire, mangiare tutto e l'anno tu- scolastico, tutto, e sono quindi, lì con noi. E voi fate questo E allora servizio a queste venivano là, ragazze. Suor Maria, dammi un po' di fagioli, non ti chiedo per mangiarli, per seminare, perché ho già seminato 2 volte, ho già seminato. E il sole secca, e il sole secca. Mamma mia. Io vedere questa gente mi veniva male, perché li vedevo dimagrire giorno per giorno. E gente che conoscevo perché sono già la 3ª volta che ritorno là, pertanto conosco molta gente, no? E un giorno è venuto il papà di una ragazza, dice: Suor Maria, sono venuta a prendere la mia figlia. Dico: prendere la tua figlia? Ma dico: ma sta facendo la 10ª classe, lasciala finire. Dice: no, io, perché queste ragazze contribuiscono un pochino alla famiglia, no? Per il mangiare, per il loro vitto, che stanno lì con noi. Ma io ci ho detto: ma no. Dice: io a casa non ho più niente da mangiare. Il ciclone mi ha spazzato via tutto, adesso non piove. Dico: e cosa fai della tua figlia? Dice: lei rimane in casa a guardare i fratellini e la sua mamma viene con me. Loro vivevano non molto lontano dal mare. Dice: andiamo a tentare di pescare per trovare qualche cosa da mangiare. E dice: no, la tua ragazza non la puoi portare a casa, la tua figlia, lasciala finire. E loro le ha dato un po' di farina, un po' di fagioli, una bottiglia di olio e un po' di sale. Poveretto quell'uomo, ci sono venute giù le lacrime. Ma ha commosso. È andato via. Cioè, se il prossimo anno ti va bene, che il raccolto ti va bene, riporta un po' di grano turco, un po' di fagioli. Dico: riportali. Va bene, dice Sora, ha lasciato lì la sua figlia e se n'è andata. Pronto, è stata una situazione molto dura per me. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Dico: ma come? E ti vengono Io venivo con domande. questa esperienza dura Sì, perché sì. mi fa soffrire, no? Certo. Perché è gente che conosco. Ci ho detto: Luca, ma tu mangi qualcosa? Era così un giovane, avrà avuto 22-23 anni, ma l'ho visto piccolino, ma ha già 3 figli, e così. Ho detto: ma tu mangi qualcosa? E dice: Suor Maria, dice, sto sboscando là lontano, dice. Sto sboscando, dice, la foresta per coltivare il prossimo anno. Arrivo a casa, dice, alle volte trovo un po' di foglie di mandioca, alle volte non trovo niente. Beh, però la foglia di mandioca non è questa gran cosa. E allora è stato un anno di fame, no? Un anno che... Certo. Poi per questi rifugiati è intervenuta la Caritas diocesana, la Caritas internazionale, che è stato chiesto, no? E ci sono state fatte delle distribuzioni, no? E pronto, così, sono stati tempi belli che ho imparato molto. E anche in questo tempo, no? Che alle volte cosa ci vai a dare a tanta gente? È impossibile. Certo. È impossibile. Ma sedersi là e ascoltarli, ho imparato ad ascoltare anche. Ci stai insegnando una cosa molto profonda, Sapere molto ascoltare. bella. Sì. Sapere ascoltare. Cioè, nonostante ci sia una povertà materiale,
l'ascolto dell'altro rimane un dono grandissimo, no, Suor Maria? È come riconoscere dignità a una persona che non ha niente, no? Perché quando non hai niente, alle volte puoi perdere anche il senso di te, il senso di chi sei, no? Perché è come non puoi dar da mangiare alla famiglia, non puoi nutrire i figli e magari si perde anche il senso di appartenenza a una comunità, perché lì non è che c'è lo Stato che interviene. Stavo pensando a quando qui c'è stata la pandemia, sembrava insomma, un dramma enorme, tutti chiusi in casa, ma in realtà nessuno di noi ha avuto fame. Avevamo tutti di cui vivere, avremmo potuto vivere benissimo anche chiusi in casa per mesi e mesi senza nessun problema. E invece questa opulenza di qui, questa ricchezza di qui, è perché arriva, diciamo, è un disequilibrio proprio mondiale, no? È come se i paesi più ricchi diventano sempre più ricchi e quelli più poveri, di fronte a quello che accade, diventano sempre più poveri. E prima di partire è venuto un animatore a salutarmi, Fernando, un buon uomo, un uomo di fede, papà di 10 figli, ma non è vecchio né è giovane ancora. Come si sposano 13, 14, 15 i ragazzi. Sì, si sposano, beh, insomma, papà di 10 figli. E mi dice, Suor Maria, dice, perché la guerra in Mozambico? Mi è venuto fuori così, perché la guerra in Mozambico? Perché, dice, il ciclone in Mozambico? E perché adesso la fame qui da noi, dice, e la pioggia che non viene? Perché? Dice, sai, dice, nella Bibbia, lui conosceva abbastanza bene la Bibbia, nella Bibbia dice, quando succedevano queste calamità grandi, il popolo si interrogava, dice, e diceva, forse noi non camminiamo bene secondo Dio. Cioè, tu stai pensando bene, dico Fernando, si chiama Fernando questo, dico stai pensando dobbiamo rivederci anche noi? Io prima dico Suor Maria, e tu e tutti noi, dico, forse ci vuol dire qualche cosa. Dice, io sto pensando questo, mi ha detto, ma sono rimasta. È una riflessione molto interessante, Sì, direi, no? sì, Perché quando non hai niente e chiederti, porti queste domande che sono esistenziali, perché non stiamo parlando di risolvere questioni di tutti i giorni, questioni dell'umanità, no? Dove andrà a finire? Come stiamo camminando come popolo, anche come popolo di Dio, no? Perché alla fine credo che anche questo tema, no, dell'avere tanto, anche Gesù ne ha parlato tanto nel Vangelo, lui ha sempre chiesto di lasciare andare le cose materiali, no? Di vivere la povertà, ha annunciato più volte, mi incontrerete, no, con i poveri. E lì dove sono io, adesso siamo molto lontani, no, dalla città, sono 290, 280 come si chiama la città dove sei tu? La città, la capitale è Nampula, la provincia Nampula, sì, e con la città Nampula, la capitale Nampula. Ma pure. il tuo villaggio? Ma io sono lontana già dove c'è il limite con questa provincia del nord dove c'è la guerra di Cabo Delgado. Tanto di là attraversano, vengono lungomare perché la mia parrocchia, la mia missione va a te il litorale. A te il litorale, allora vengono di là. Sono un po' lontani da tutti, no? Poi è un popolo un po' che aspetta che passi, no? Che aspetta che passi, passerà anche questo. Sono passati i portoghesi, sono passati i tedeschi prima, questa guerra passerà anche questa, un po' che aspettano che passi, no? Un po' che non è, come se fosse un fatalismo. La nostra tribù non è per la guerra. Io mi ricordo che mi è rimasto impresso quando sono andata in Mozambico, c'era un'assemblea pastorale della diocesi di Nampula, non c'era ancora la diocesi di Nacala, dove appartengo adesso, e ho partecipato. E in quel tempo c'erano le grandi coltivazioni del cotone, no? Ma c'era la nostra gente che lavorava il cotone, che zappavano il cotone, che seminavano il cotone, e alla fine dell'anno non avevano niente in mano. Nulla. E allora in questa assemblea alcuni missionari che conoscevano un po' tutta la situazione stuzzicavano questi animatori come per dire cosa facciamo? Come per dire muoveteci, parlate e dite, no? E a un certo punto mi è rimasto impresso, perché è la prima assemblea che ho partecipato, si è alzato un animatore lì di una parrocchia della città di San Giuseppe. Io, dice,
dice ai missionari giovani che sono appena arrivati, li desculpo, come dice, li perdono, sì, perché dice sono nuovi, non ci conoscono, non sanno, ma voi che siete qui da molti anni ancora non ci conoscete. Dice, sapete che la nostra guerra è quella di non far guerra. Che meraviglia, sì. È quella di non fare la guerra. E lì, come siamo lontani, c'è l'ospedale, lì ci sono le scuole, ma vanno all'ospedale, non trovano medicine, tornano a casa, fare che? La malaria, che c'è molta gente che muore di malaria, che c'è questa malaria. Vanno avanti, non c'è, non sono ancora arrivati le compresse. Vieni domani, vieni dopodomani, e con febbre a 39, 40. Sì. Sai cosa penso mentre parli? No? Penso alle persone che vengono in Italia, no? Che magari arrivano da questi paesi e che possono avere anche questo stile di atteggiamento, no? Per quanto riguarda, magari arrivano qui, non sono interventiste, ma aspettano che passi, no? E mi sembra di capire che questa dimensione è culturale, no? Quindi fa parte di una sorta di modo di vivere e di vedere come va la vita nel mondo, no? In quel territorio lì. Tante volte quando noi parliamo con i ragazzi, gli diciamo, è difficile, cioè è facile giudicare le persone. Molte volte bisogna, per capire veramente perché anche molti africani, no, si comportano in un certo modo, spesso bisogna andare lì, no? Perché è difficile da qui, da come si comportano, comprendere. Molti modi di fare, atteggiamenti, modi di relazionarsi sono legati proprio allo stile che c'è a monte, no? Di storia familiare, di storia culturale, di appartenenza. Per quello bisogna sapere ascoltare. Bisogna sapere ascoltare fino in fondo. Perché ogni persona ha una sua storia unica, no? Questo possiamo dirlo. Sì. Quante storie hai ascoltato nella tua vita? Molte. Mi veniva in mente adesso quando parlavi dei poveri, dei piccoli, mi è rimasto pure impresso, sono cose che ti toccano, no? Certo. Ti toccano. Il vescovo Don Manuel Vieira Pinto era un portoghese e lui apparteneva al gruppo del Mondo Migliore in quel tempo di Roma, no? Era considerato un profeta, un leader, era un uomo molto... Quando lui è venuto in Mozambico, l'hanno fatto vescovo del Mozambico, no? Era nel tempo della colonia, che poi è stato espulso dai portoghesi, no? Bene, lui ha detto che là in Portogallo, perché era un leader anche là in Portogallo, e allora ci hanno detto, vai là tra i Makua, che i Makua, loro non potevano arruolarli per fare la guerra, e non potevano, perché aspettano che passi, pronto, è proprio il tipico di quel popolo lì. E allora ho detto, tra quei poveri, tra quei... ma come dici che vai? Come per dire, un vescovo, tu di quella portata che hai, vai là in mezzo a questo popolo Makua? E lui l'ha detto in predica davanti a tanta gente, ha detto, e io ho fatto la mia preghiera, ti ringrazio, Padre, perché mi hai inviato ai piccoli, ai poveri, a quelli che non contano, agli emarginati. È per questo che io sono vescovo, è per questo che sono venuto. E anche il tuo... Bello. Sì, credo che sia, presumo, anche quello che muove proprio un missionario a partire, no? A stare poi con gli ultimi. Credo che perché ci si lascia toccare da questa parte del Vangelo che è forte, no? Che dice state con i piccoli, state con i poveri. Perché ti faccio una domanda personale, perché sono un po' così, sono un po' rompiscatole. Qual è stato, se c'è stato, no, sicuramente ce ne sono stati, un momento in cui tu proprio hai sentito la presenza di Dio nella tua vita, proprio dove hai detto, qua sono sicura che questo è Dio che sta agendo sulla mia vita. Ce ne saranno tante, tra cui questo magari della guerra, ma se ci vuoi raccontare, no, parliamo, alle volte bisogna un po' raccontare del nostro incontro di Dio per far veramente capire la bellezza del Vangelo. Cosa viene in mente? Ce ne sono tanti punti, io 2 te li ho già detti anche, no? Ecco. Quello dell'incontro della pace, che è stato un momento molto forte. E tu li hai sentito proprio? Che io dicevo, ma sto sognando o è una realtà? È stata una realtà. Tutti cantavano, danzavano, erano in festa e mi sono messa a danzare anch'io.
così la pace, finalmente è finita la E guerra. tu hai Quando una sentito? settimana prima, 10 giorni prima, perché lì era un corridoio, nella missione dove io ero, era un corridoio che loro passavano da una base all'altra. E lì vicino, a 12 chilometri, c'era un quartel di militari dove che loro volevano entrare dentro e molta gente scappava lì perché erano custoditi da questo quartel di molti militari, no? Ma non sono mai riusciti a entrare. Dunque una settimana, 10 giorni prima, passavano, rapivano gente, ammazzavano gente e dopo 10 giorni darsi la pace, abbracciarsi, comprarci il pane per loro. Diceva uno, sai, dice suora, mio fratello era dall'altra parte perché l'hanno rapito, dice. E allora è stato un momento bellissimo, forte. Ma anche il momento delle loro feste, delle loro danze, quando fanno il matrimonio, che è una festa, che invitano tutta la gente, e mangiare quello che hanno un po' per tutti, e danza, è festa, è festa. Sì, sì. E allora anche queste feste... Sì. Cioè dove c'è gioia grande, dove c'è pace, serenità, tu senti che lì Dio è proprio, lo tocchi con mano in qualche modo. Poi no? nel momento della guerra, in quel tempo, io dovevo viaggiare perché pronto ero un po' responsabile delle comboniane e alle volte mi trovavo in questi convogli con non so quanti mezzi di trasporto e ero sola di donna che viaggiavo, però tutti mi guardavano, mi mettevano tra un po', suora si metta qui con la sua macchina, di qui c'è i militari davanti, i militari dietro, dico mamma mia, dove sparano di più magari, ma loro per custodirmi, per guardarmi, no? E poi quell'imboscata ne ho prese 3, ma quella lì è stata forte, forte perché ho sentito qualcuno che mi è venuto e che mi ha portato, dico chi è questo? Ho detto Signore salvami, ma quanta gente avrà di età. Che bello. È vero che alle volte noi non osiamo neanche chiedere aiuto alle volte al Signore, ci aspettiamo che arrivi e invece alle volte è importante curare, è importante curare la relazione, no? Mantenere questo dialogo vivo e sapere, anche invocare, ma sapere che Lui c'è, indipendentemente da tutto quello che accade, che alle volte ha dei disegni diversi per noi di quelli che abbiamo pensato noi, perché non è detto che il disegno di Dio sia lo stesso, però quando ti sei affidato in toto a Dio, Lui sa come dimostrarti che è lì presente, no? Questo possiamo dirlo, no? Come esperienza di fede, no? Sì. E sapere ascoltare ti aiuta a entrare dentro e poi quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Certo. Perché diciamo quei neri là? Sì. Io sai, quando sono andata giù le prime volte nel tempo coloniale, no? Loro si sentivano come disprezzati perché è nero, né? Mi dicevano, Sor Maria, e questa pelle qui, io dicevo, Signore fammi nera, perché mi feriva sentirli così, dico, ma non sono persone come noi? Non sono persone come noi? Come si sentivano feriti? Beh, accade anche alle persone che vengono qui tante volte, quindi è una fatica, no? Quella del giudicare prima di conoscere. Appunto che se tu ascolti e poi questo ascoltare ti arriva ad amare e allora lì, pronto, quando ami questa persona non puoi più dire tu nero, come? È un'offesa tu questa. Persona. Cara Maria, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, pensavamo di non farcela, eravamo emozionate, invece vedi, parlando della vita, davanti a una tazza di tè ce la facciamo. Allora salutiamo le persone che questa sera sono state con noi, perché siamo qui io e te, ma anche tante persone che ci stanno ascoltando. E ti ringrazio. Grazie di essere qua con noi. Grazie anche di essere stata qui. Bene. Pronto, che voglio dare un saluto a tutti, io fra poco ritorno e continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri, ormai ho vissuto là, è la mia terra. E allora noi salutiamo Sor Maria, la nostra suora, possiamo dire, mozambicana, proprio di cuore, di animo, e salutiamo anche tutti voi, grazie di essere stati e ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte, buona serata. Grazie a tutti, e una preghiera per me e per il mio Mozambico. Grazie.
Grazie, ciao a tutti, ciao.